Dal Santelia di Cagliari, fonocronaca diretta della partita di calcio Cagliari-Juventus, valevole per il massimo campionato nazionale. Pubblico entusiasta valutabile a 70.000 spettatori per un incasso, a parte gli abbonati, di 118.734.200. Nuovo record per il Cagliari. La temperatura è primaverile, il terreno un po' allentato. Le squadre agli ordini del signor Angonese di Mestre scendono in campo nelle seguenti formazioni. Juventus: Carmignani, Spinosi, Marchetti, Furino, Morini, Salvadore, Haller, Causio, Anastasi, Capello, Bettega. Cagliari: Albertosi, Martiradonna, Poletti, Cera, Nicolai, Tomasini, Domenghini, Nenè, Gori, Bruniera, Riva. Scopigno a posto, Poletti su Causio, Bruniera su Haller, Nenè su Capello. Cera in zona Furino. Vic Palec invece, Spinosi su Riva, Morini su Domenghini. Entriamo in cronaca diretta. Domenghini, in possesso della palla, effettua un lancio verso Gori, che si libera di Salvadore e smista a Riva, che salta 3 avversari e fa partire un bolide che Carmignani riesce miracolosamente a deviare in angolo. Batte Gori, la palla spiova in area, colpo di testa di Riva, respinta a pugno di Carmignani. Spettacoloso e spettacolare il Riva odierno, che sembra aver riacquistato il morale e il mordente dei giorni migliori. Scopigno ha ora disposto una diversa marcatura. Poletti su Haller, Bruniera su Causio. Rimessa di Carmignani. Domenghini intercetta, passa a Riva, Riva, tiro! Carmignani vola e salva ancora il gioco. Domenghini spadroneggia e nella sua maratona risucchia Morini fuori dell'area per poi infilarlo con lunghi traversini. Siamo al 25. Palla a Gori, che crossa un dosato pallone in area. Riva e Spinosi si levano contemporaneamente per colpire di testa. Carmignani respinge al limite dell'area. Domenghini in arrivo, si gira e fionda di sinistro. Rete! Domenghini ha segnato. Dunque il Cagliari è in vantaggio sulla Juventus per una rete a 0. Rete segnata da Domenghini. La Juve, scesa evidentemente al Santelia con chiare mire di un risultato bianco, è stata presa in velocità da un Cagliari carburato in ogni settore e saggia si è rivelata la tattica di Scopigno nell'invertire le marcature su Causio e Haller. Secondo tempo, squadre in campo immutate. Mutate invece sono le marcature. Vic Palec, che ha infatti perduto anche tatticamente la sua battaglia con Scopigno, ha ora posto Morini su Riva e Spinosi su Domenghini. Questa disposizione sembra efficiente perché la Juventus si muove con maggior scioltezza. La palla è a Causio, che lungo la fascia traversale destra effettua una fuga, supera Bruniera, Nicolai, cross al limite. Anastasi cerca di farsi strada, ma Albertosi blocca e lancia verso Cera. Cera a Domenghini, ancora Cera, a Gori, entra Capello, che si libera poi subito della palla, che ora è sul piede di Causio. Tutta la Juve sembra determinata. Ad Anastasi, a Furino a Bettega, Martiradonna libera e dà a Domenghini. Martiradonna, efficacissimo nel controllare Anastasi, dà davvero al suo gioco un senso. Tanto Furino quanto Capello riescono ora a collaborare e dar manforte ad Anastasi e a Bettega. Il Cagliari agisce in contropiede, affidandosi al suo cannoniere Riva. Siamo al 40°. Il punteggio è fermo sull'1-0 a favore del Cagliari, che sta per raccogliere i frutti di una condotta accorta ed intelligente. Causio crossa un ennesimo pallone, mischia nell'area cagliaritana, scivolata di Bettega, rete. La Juve ha segnato e ristabilito l'equilibrio. 1-1. La Juve in effetti ha giocato meglio questo secondo tempo, ma i ragazzi di Scopigno non si sono lasciati intimidire e per loro questo gol è una beffa. Ormai si stanno giocando i minuti di recupero. Domenghini effettua poco dopo il centrocampo un lungo innocuo traversone e verso la palla che sta per spiovere in area bianconera si avvia tranquillo Carmignani. Il pallone rimbalza, sfugge al portiere juventino e per Gori di presso è un giuoco mettere in fondo al sacco. Gol! Ha segnato per il Cagliari Gori al 46esimo in fase di recupero.
Cagliari ha così vinto e meritatamente una partita che con Cipiglio ha condotto per tutto il primo tempo, per poi controllarla con autorità nel secondo. Tutti sugli scuri, nessuno escluso, e un plauso particolare per un Riva al 99%, uno strepitoso Domenghini, un ottimo Gori, anche se un po' a corto di fiato. Al Santeria il campionato di calcio ha assunto oggi un nuovo volto. Al Cagliari tutto in nulla.